La nutria è una specie alloctona che sta provocando gravi danni alle culture agricole, sta danneggiando gli argini dei fiumi indebolendoli e creando poi inondazioni, ma rappresenta anche un pericolo per la salute pubblica perché è portatrice di leptospirosi, una malattia mortale per gli esseri umani. Abbiamo deciso di intervenire con determinazione anche in attuazione di una direttiva comunitaria che ci impone di eradicare completamente le specie alloctone. La Regione del Veneto sta intervenendo con strumenti adeguati per fare in modo da dare risposte concrete alle pressioni che ci arrivano dal mondo agricolo, ma anche dai consorzi di bonifica e dai geni civili, per fare in modo da riuscire a porre freno a questa situazione, partendo con degli interventi che mirano a eradicare completamente questa specie dal territorio del Veneto. La legge prevede chi fa cosa perché si tratta di una emergenza, quindi alla Regione il compito di coordinamento, vigilanza e verifica degli effetti del provvedimento legislativo, alle Province il compito di coordinamento delle azioni sul territorio e la redazione e attuazione dei piani di contenimento in collaborazione con comuni, con consorzi di bonifica e tutti quei soggetti che possono essere necessari a questa attività. La legge prevede poi chiaramente un ampio ventaglio di possibilità, dal controllo con metodi scientifici al trappolaggio all'abbattimento, e i soggetti che possono essere autorizzati dalla provincia sono soggetti che debbono essere formati, appositamente autorizzati, e sono le guardie di vigilanza provinciale piuttosto che la polizia locale, gli agenti di vigilanza idraulica, le guardie venatorie, ma anche i soggetti che sono titolari di porto d'armi ad uso venatorio appositamente autorizzati. Abbiamo poi inserito anche che le province possono attivare anche altri soggetti organizzati, formati e allo scopo autorizzati. Si tratta chiaramente di un'azione che deve portare il suo compimento, quindi la legge prevede tutte le possibilità che possono essere indispensabili al caso.